aggressori che hanno aggredito clienti e titolari di un money transfer a Treviso in zona Santa Maria del Rovere, le immagini della violenza nel video del circuito interno al negozio. L'ondata di maltempo colpisce soprattutto il Veneto orientale. A Treviso allagato ancora il sottopasso della stazione, ma stavolta va sott'acqua anche il bypass, è polemica. Strada Feltrina, altro giorno di caos dovuto alla chiusura del tratto tra Pederobe e Cornuda, ma da Veneto Strada arriva l'annuncio, la regionale riaprirà a doppio senso sabato 19. Violentata e picchiata dall'uomo con il quale aveva avuto una relazione, quarantenne condannato a 8 anni, il doppio di quanto aveva chiesto il pubblico ministero. C'è chi è costretto dalla legge a seguire un percorso, ma anche chi cerca aiuto dopo aver scoperto in sé la violenza. Sono i soggetti seguiti dal servizio di cambiamento maschile nella Marca. Gira un video gridando bestemmie nel Duomo di Vittorio Veneto per spopolare su TikTok, ma viene denunciato, trentenne a processo alla messa in prova la Caritas. Non si liquida così il partito, le parole di Zaia nei confronti dei consiglieri regionali Rizzotto e Andreoli passati dalla Lega Fratelli d'Italia. Intanto la politica trevigiana si dice pronta a lasciare la presidenza della seconda commissione. Nei giorni scorsi la polemica del sindaco Conte con la sagoma del basamento della statua al Museo di Santa Caterina, ma il caso è risolto. Da Possagno la Maddalena giacente arriverà dopo Pasqua. Presentata a Biella l'edizione numero 96 dell'Adunata Nazionale degli Alpini. Anche per le penne nere venete inizia il conto alla rovescia per la festa del 9, 10 e 11 maggio. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli: caccia ai baby aggressori che hanno aggredito clienti e titolari di un money transfer a Treviso in zona Santa Maria del Rovere. Si tratterebbe di minorenni. A parlare anche le immagini del circuito interno. I protagonisti sono quasi sempre stranieri. Serve una stretta, ferma Mario Conte. Raccontano la violenza e il panico vissuti da titolari e clienti i frame della videosorveglianza interna di questo locale a Santa Maria del Rovere a Treviso. Siamo in via 55esimo Reggimento Fanteria nel money transfer gestito da Sam e Nahar, marito e moglie bengalesi. Mentre l'uomo si trova in questura, la donna parla ai nostri microfoni ritornando al pomeriggio di mercoledì scorso, quando due ragazzini, probabilmente minorenni originari dell'Est Europa, scatenano l'inferno. I giovanissimi stanno giocando a pallone in maniera sguaiata quando aggrediscono un cliente appena uscito dal negozio. Difficile capire il motivo scatenante, forse un rimprovero. A questo punto interviene anche il titolare. Dopo mio marito vado fuori, tutti e due ragazzini entrato al mio ufficio, dopo ho dato pugno, mio marito di testa è rotto, arriva tanto sangue. Minimo 30 minuti lui ha dato pugno, mio marito anche uno cliente, tutti e due. Insomma, l'aggressione inizia all'esterno con i ragazzini che inseguono le vittime anche dentro il negozio. La concitazione è tanta, così scatta l'allarme con i Maranza che si danno alla fuga. Arrivano sanitari e forze dell'ordine. Assam viene medicato sul posto. La polizia sta indagando senza sosta, ma si tratterebbe di volti noti, almeno così afferma la stessa Nahar. Anche di là c'è due alimentari, ha detto quel proprietario, come succo di frutta, anche patatine, prendono questa, dopo vado fuori, non danno quelle soldi. Tante volte chiamano polizia ha detto quella ragazzina sotto di 18 anni, cosa fare io? Ferma la condanna del sindaco, che arriva alla fine di una settimana densa di episodi al limite. Per Conte c'è un denominatore comune che riguarda i cosiddetti Maranza. I protagonisti sono tendenzialmente stranieri, così non si può andare avanti. Chiedo alle forze dell'ordine, al questore, al prefetto, al comandante dei carabinieri che ci sia una stretta da un punto di vista dei controlli, perché situazioni come queste nei quartieri in centro storico noi non le vogliamo tollerare e non vogliamo abituarci. Secondo messaggio ai rappresentanti del tavolo integrazione creato con le comunità straniere. Dovranno impegnarsi maggiormente perché queste situazioni allontanano l'integrazione e soprattutto inaspriscono i rapporti nelle nostre comunità. Era diventato un ritrovo abituale di pregiudicati per furto e spaccio. Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha disposto la sospensione per 5 giorni della licenza di un locale di Conegliano. Il provvedimento è stato adottato a seguito di molteplici controlli effettuati dai poliziotti del commissariato nel corso degli ultimi mesi.
E ora parliamo del maltempo, ore di allerta gialla in Veneto, la pioggia ha causato disagi soprattutto nel Veneto orientale, strade chiuse a Meduna e Gruaro, torna ad allagarsi il sottopasso della stazione a Treviso ed è nuovamente polemica. Canali gonfi, campi invasi dall'acqua, alcune strade allagate. Il Veneto orientale è alle prese con la prima forte ondata di maltempo del 2025. Del resto, la stessa Protezione Civile aveva dichiarato allerta gialla per il bacino idrografico Lemene, Livenza e Tagliamento. Nel corso della giornata alcune arterie secondarie sono state chiuse tra Pramaggiore e Gruaro, dove in località Boldara un'auto è rimasta intrappolata dall'acqua con conseguente intervento dei vigili del fuoco. A Meduna di Livenza, nel Trevigiano, il sindaco Pitton è stato tra i primi a prendere provvedimenti già nella tarda mattinata. In questo caso via Runco Sud, è una zona limitrofa del paese, però purtroppo soggetta a questo tipo di allagamenti. Noi a Meduna abbiamo due canali importanti, la Burrida e la Corea, che sono due canali che prendono l'acqua proprio dei fossi della campagna, dell'aperta campagna e delle vie limitrofe. Ecco, questa è un po' in difficoltà e quindi abbiamo dovuto operare con l'ordinanza perché può fare effetto acquaplan. In via Runco, oltre al sindaco, polizia locale e residenti, si guarda al cielo ma anche ai fossi. Purtroppo quando che piove tanto così vengono questi problemi qua. Comunque con l'idrora che hanno fatto qua a Meduna ha risolto tanti problemi. Speriamo che il Signore sappia che siamo qua anche noi altri. Che Dio ce la mandi buona. Tutt'altro copione a Treviso, dove è ritornato ad allagarsi il sottopasso della stazione, interessato stavolta anche il vicino bypass, subito chiuso. È davvero incredibile quanto sta succedendo, un disagio enorme per residenti e abitanti di quartieri di San Zeno che non riescono ad andare in centro e da pendolari che si trovano per l'ennesima volta il sottopasso della stazione bloccato. Intanto è scattata anche la diffida del comune a RFI, una storia infinita dove piove davvero sul bagnato. Strada Feltrina, altro giorno di caos dovuto alla chiusura del tratto tra Pederobba e Cornuda, tiri in pane davanti al municipio di Onigo, ma da Veneto Strade arriva un annuncio importante quanto atteso, la regionale riaprirà a doppio senso sabato 19. Già ieri abbiamo steso e potenziato la strada dove andiamo ad appoggiare proprio i puntelli e quindi contiamo di installarli in questi giorni e quindi consentire l'apertura a doppio senso di marcia sulla Feltrina da sabato di questa settimana. La Pasqua dovrebbe quindi essere salva lungo la Feltrina ed è lo stesso direttore di Veneto Strade ad aggiornare sui lavori che riguardano il cavalcavia tra Cornuda e Pederobba, chiuso totalmente al traffico da venerdì scorso, da quando un tir che procedeva sulla strada provinciale sottostante ha urtato le travi del manufatto. Questo tipo di lesioni sono particolarmente insidiose, quindi chiaramente abbiamo dovuto approfondire tecnicamente molto dal punto di vista statico, perché la lesione era estesa su tutto il manufatto. E chiaramente qua si parla di sicurezza della circolazione, quindi non sono ammesse situazioni di leggerezza o di superficialità. Tirano un sospiro di sollievo sindaci e residenti delle comunità interessate dalle deviazioni. Da Onigo a Cornuda, passando anche per Crocetta del Montello, i centri sono sotto stress. Queste immagini raccontano di un tir in panne davanti al municipio di Pederobba, disagi pesanti che avevano portato il sindaco Marco Turato a evidenziare come durante lo scorso weekend i lavori sul cavalcavia interessato fossero di fatto fermi. Su questo punto specifico, replica Veneto Strade, il tempo, fanno intendere, non è stato perso inutilmente. Intanto queste lesioni necessitano di sopralluogo che abbiamo fatto venerdì stesso e quindi poi dello studio soprattutto della soluzione progettuale migliore, quindi nel fine settimana gli strutturisti hanno valutato l'intervento da fare che poi ci hanno presentato lunedì per il perfezionamento e le valutazioni tecniche conseguenti. Insomma, l'obiettivo è aprire a doppio senso, una corsa contro il tempo per evitare una Pasqua, ma soprattutto una Pasquetta nel caos.
Resta in gravi condizioni, ricoverato al centro Grandi Ustioni di Padova. Il 61enne è rimasto intrappolato nell'auto in fiamme ieri a Trevignano. L'uomo originario di San Pietro di Feletto si trovava alla guida di una Toyota Yaris. Quando è scoppiato il rogo, l'automobilista non è riuscito ad uscire tempestivamente dalla macchina, rimanendo ustionato a braccia e gambe. Prima trasportato all'ospedale di Montebelluna, poi, vista la gravità delle condizioni, è stato portato nel nosocomio di Padova. Ed ora torniamo a parlare del giallo, della morte di Alex Marangon nell'abbazia di Vidor, che finisce in Parlamento. La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, componente della Commissione Giustizia, ha infatti presentato un'interrogazione per far luce sull'episodio. L'uso di sostanze psicotrope in rituali sciamanici è un fenomeno in crescita in Italia, spesso in assenza di controlli adeguati sulla loro composizione e sugli effetti che possono provocare, scrive la parlamentare. Vogliamo sapere se i ministri Nordio e Piantedosi non ritengano opportuno intensificare il monitoraggio e il controllo sui riti sciamanici, sulle organizzazioni settarie, sull'utilizzo di sostanze psicotrope. Vogliamo inoltre sapere se non ritengono necessario avviare uno studio per valutare l'introduzione di una specifica fattispecie di reato relativa alla manipolazione mentale o alla coercizione psicologica in ambito settario. Ed ancora cronaca, violentata e picchiata dall'uomo con il quale aveva avuto una relazione, 40enne condannato a 8 anni e 3 mesi, il doppio di quanto aveva chiesto il pubblico ministero. Una relazione malata, fatta di botte, di violenze. La vittima è un artista residente a Treviso che in un momento difficile della sua vita ha incontrato un 40enne di San Biagio e se n'è innamorata. Il primo contatto durante l'estate. Lui, secondo la versione della vittima, l'aveva contattata sui social, poi l'incontro e l'inizio della storia. Ma ben presto gli attimi affettuosi si sono trasformati in aggressioni fino al 13 settembre 2022, quando l'uomo è entrato in casa della vittima, l'ha buttata sul letto e l'ha costretta ad avere un rapporto sessuale non consenziente. A processo per violenza sessuale il pubblico ministero Massimo De Bortoli aveva chiesto una condanna a 4 anni e 1 mese di reclusione, ma il giudice ha deciso diversamente, sentenza esemplare per lo stupratore, più del doppio la condanna, il 40enne 8 anni e 3 mesi di reclusione. Non solo, ma dovrà risarcire la vittima in sede civile. Per il momento è stata decisa una provvisionale di 15.000 euro. Dovrà pagare anche le spese legali. L'avvocato che difende il 40enne ha già annunciato di ricorrere in appello. Una violenza che si è consumata tra le mura di casa. Portata in pronto soccorso, la donna aveva poi trovato ospitalità da un'amica per paura che lui potesse tornare. Subito dopo ha scelto di dire basta a tutto questo e lo ha denunciato. Nella sua deposizione in tribunale aveva raccontato l'incubo di quella relazione fra botte e minacce ed il dramma di quando lui è entrato in casa e l'ha violentata, lasciandole sul corpo le chimosi e i traumi delle botte. Nessuna attenuante per lo stupratore. Violenza sulle donne. Nella Marca esistono centri di ascolto per il recupero di uomini violenti. Sono quelli organizzati dalla cooperativa Una Casa per l'Uomo di Montebelluna. È stato un uomo che aveva chiesto spontaneamente di accedere a questo servizio e l'aveva fatto dopo una discussione dopo aver vissuto una discussione appunto con la propria compagna. E in questa discussione c'era stato un agito violento, cioè nel senso che aveva spinto la compagna, questa aveva perso l'equilibrio ed era caduta. E lui si era reso conto, aveva immaginato la scena e aveva detto: ma se la mia compagna avesse sbattuto la testa contro il termosifone, che cosa sarebbe successo? Io non voglio più fare del male, non voglio più farmi del male. È iniziato da questa consapevolezza il percorso di un uomo autore di violenza, il primo che il dottor Ballan ha incontrato nella sua attività di counselor e operatore di cambiamento maschile, servizio realizzato dalla cooperativa sociale Una Casa per l'Uomo. Oltre alla sede centrale di Montebelluna, il centro di ascolto si avvale anche di 2 sportelli territoriali a Treviso e Conegliano. Attualmente sono 36 gli uomini seguiti, divisi in 3 gruppi, una 50, quelli che nel 2024 hanno affrontato il percorso di recupero della durata di 1 anno. Si tratta di persone che si sono rese responsabili di atti di violenza nei confronti di una donna. Se inizialmente il servizio era nato in un'ottica di prevenzione con accessi spontanei ai centri, oggi si interviene in fase di recupero su richiesta dell'avvocato difensore o del giudice dopo una sentenza. Gli operatori, un uomo e una donna, lavorano sulla sfera emotiva e sulla gestione delle emozioni. L'obiettivo è appunto quello di aiutare le persone ad assumersi la responsabilità del proprio agito. La violenza non ammette giustificazioni. Non possiamo giustificare il nostro agito violento
semplicemente dando la colpa o la responsabilità a qualcun altro che non siano appunto i nostri stessi pensieri o le nostre stesse emozioni. Il cambiamento è possibile, sottolinea il dottor Ballan, fa parte della natura umana, ma per esserci è necessario che vi sia la volontà dell'uomo di uscire dalla spirale violenta. È iscritto proprio nel nostro DNA quello del cambiare. Una persona può cambiare quando viene aiutata a riflettere sulla situazione in cui si trova. Il cambiamento è possibile per chi ha voglia effettivamente di farlo. Bomba carta al liceo Flaminio a Vittorio Veneto è stato assolto da tutte le accuse. Massimo Piasentin, 48 anni, accusato dalla procura di Treviso di aver piazzato il 3 giugno del 2018 una bomba carta sul muro dell'ingresso secondario del liceo di Via Battisti. L'uomo doveva rispondere anche di danneggiamenti e di calunnia. Bestemmie e frasi blasfeme in un video girato all'interno del Duomo di Vittorio Veneto, e tutto per conquistare il like sui social. Un trentenne a processo. La location era suggestiva, il Duomo di Vittorio Veneto, ma lo scopo del video era quanto di più lontano si potesse immaginare. Armato di cellulare, è entrato nella cattedrale ed ha iniziato una sequela di bestemmie e frasi blasfeme. Tutto questo per conquistare più follower possibili in una piattaforma social. Insomma, voleva conquistare i like, ma in realtà si è conquistato un programma di messa alla prova alla Caritas diocesana. Eh sì, il protagonista di questa vicenda, un trentenne, è stato denunciato ed imputato per offese ad una confessione religiosa, vilipendio e turbamento delle funzioni connesse al culto. L'episodio è accaduto il 28 marzo del 2021, proprio durante la celebrazione della Domenica delle Palme, nel bel mezzo del periodo Covid. Una volta dentro la cattedrale ha acceso il video ed ha iniziato a bestemmiare fra i volti atterriti delle persone intente a pregare. È andato avanti per diversi minuti. Qualcuno pensava che fosse matto, ma in realtà non lo era affatto, fino a quando ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il sacrestano, che non solo gli ha chiesto di smettere e di allontanarsi, ma ha fatto scattare la denuncia. Tutto ripreso nel video. Nelle immagini poi visionate anche dagli inquirenti, il trentenne non ha escluso nessuno, offese anche verso i fedeli e verso il vescovo di Vittorio Veneto. Se pensava di suscitare ilarità fra i follower, in realtà non ha riso affatto il giudice. L'avvocato difensore Giovanni Maccarone ha chiesto ed ottenuto la messa alla prova, e proprio alla Caritas. Ora, finito il periodo, il procedimento penale è stato dichiarato estinto. Il prossimo video sarà meglio lo giri da un'altra parte, lontano dalle chiese. La politica, il caso dei consiglieri regionali leghisti passati a Fratelli d'Italia. La trevigiana Rizzotto pronta a lasciare la presidenza di commissione. Intanto dal Balbi Zaia ne fa un tema di riconoscenza verso la Lega e dice non si liquida così il partito. Quando ho informato il presidente Zaia della mia scelta di passare a Fratelli d'Italia, gli ho detto che se riterrà darò le dimissioni da presidente della seconda commissione, altrimenti continuerò a lavorare come sempre per concludere quanto avviato. Aspetto le valutazioni che farà, sono sempre della maggioranza. Replica così la trevigiana Silvia Rizzotto all'attacco del capogruppo di Lega e Lista Zaia in regione Alberto Villanova, che a lei e all'altro consigliere passati nelle scorse ore al partito di Meloni, il veronese Marco Andreoli, ha chiesto di lasciare la presidenza rispettivamente di Commissione Infrastrutture e Trasporti e Agricoltura. Dal Balbi il presidente della regione Luca Zaia ne fa innanzitutto un tema di riconoscenza verso la Lega. Penso che un partito non si liquidi così, semplicemente con un grazie. Ha diversi piani di lettura, secondo Zaia, la fuoriuscita dei due consiglieri, ma il rapporto con il partito e la segreteria è quello su cui si sofferma maggiormente. Loro sono lì in ragione del fatto che sono stati eletti da un partito, sono lì anche in Consiglio regionale che sono stati eletti tra le file di un partito, perché ricordo che nel 2020 se si fossero candidati su altri partiti non sarebbero mai entrati in questa amministrazione. Usa toni netti ma pacati, puntualmente ricorda, a ridosso della scadenza di legislatura si scatena il calciomercato. Nessuna meraviglia dunque, i partiti hanno le porte aperte. E noi abbiamo un compagno di viaggio che è Fratelli d'Italia e legittimamente se qualcuno che gli suona la porta, apre la porta, come del resto lo fa la Lega, lo fanno tutti i partiti, no? C'è una sorta di, come si può dire, di osmosi, no? Nel senso che chiunque di noi è libero di andare dove vuole.
non c'è un regime di segregazione. Se non si ritrovano più nella Lega, se sono i valori delle origini quelli di cui sentono la mancanza, la scelta di entrare nel partito di Meloni è quantomeno spiazzante e Zaia lo rimarca con una battuta. Non sono andati in un partito secessionista, questo poco ma sicuro. Ci si aspetterebbe coerenza, conclude, da chi ha avuto un'occasione unica ed esclusiva. Mi spiace umanamente, perché poi ti chiedi anche ma perché? Mancano pochi mesi alla fine dell'amministrazione, no? Sarebbe stato bello chiuderla come abbiamo iniziato, però vabbè, queste sono scelte che si fanno e probabilmente proprio perché mancano pochi mesi. E quindi vabbè, così, cioè è la vita, in politica ormai ci siamo abituati a ste robe, e probabilmente non sono nei primi neanche gli ultimi, cioè vedremo cosa accadrà. Noi siamo pronti a tutto. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. In studio, nella giornata del Made in Italy, Confartigianato stila un bilancio dell'export Made in Treviso, volume d'affari di miliardi che ora vede un rallentamento, preoccupazione dell'associazione di categoria per gli scossoni del mercato causato dai dazi. 15 miliardi 650 milioni di euro è il valore dell'export Made in Treviso, volume d'affari che è esploso nel post-Covid, aumentato di 2 miliardi, ma che ora vede un rallentamento, meno 2% nel 2024 rispetto al 2023 e meno 3,4% rispetto al 2022. Perdite di fatturato che si attestano intorno agli oltre 306 milioni di euro. I dati ci stanno dicendo che il legno, la moda e la metalmeccanica hanno qualche numero di sofferenza. Noi dobbiamo fare molta attenzione alle migliaia di piccole imprese che ci sono sul territorio, che sostengono l'economia, ma sono quelle che possono entrare in difficoltà prima delle altre. Sto lavorando con le categorie per vedere quali sono i bisogni, quali sono le necessità e soprattutto continuare a dire attenzione. Bisogna aspettare e stare calmi, perché non è una frase fatta, ma abbiamo visto che i dazi in poco più di un giorno sono entrati e sono spariti e non sappiamo cosa succederà nel prossimo futuro. Nato, rassicurano dall'associazione di categoria, sono comunque migliori rispetto al complesso delle imprese trevigiane, percentuali che da un lato confermano la capacità di adattamento e la competitività degli artigiani, dall'altro segnalano un rallentamento generale dell'economia. A tenere il ritmo degli scossoni sui mercati le imprese che si adattano ai cambiamenti e fanno proprie le innovazioni. Chi produce innovazione, che produce modernità resta sul mercato e gli altri restano indietro, quindi questo è l'auspicio, è quello che le nostre imprese continuano ad essere quelle che sono state. I nostri imprenditori sono davvero innovativi. Se c'è qualcosa di nuovo che accade dentro una piccola impresa viene assimilato e riportato immediatamente. Cerchiamo di trasmettere a tutte le imprese, ma non solo alle imprese, ma anche a quelli che sono i consumatori: non avere paura. È una situazione complessa e quindi bisogna essere più bravi ad affrontarla. Dai dazi all'agricoltura, alla banca come presidio del territorio, oltre 1.700 soci all'assemblea della Banca Credito Cooperativo Monsile Pordenone. Il capitale più importante secondo me in questo momento è la fiducia. Cresce la fiducia, patrimonio immateriale più grande di una banca, sono le parole del presidente Loris Rambaldini all'assemblea della BCC pordenonese Monsile alla fiera di Pordenone di fronte a oltre 1.700 soci. Numeri in forte crescita nel 2024 con oltre 3.000 nuovi conti correnti e 1.000 soci in più. A guidare la crescita soprattutto donne e giovani under 35 che rappresentano il 42% dei nuovi ingressi. Un bilancio ricco di soddisfazione, utile in aumento del 24% rispetto all'anno scorso, ma oltre ai numeri, al centro resta l'impegno concreto per il territorio. Il direttore generale Gianfranco Pilosio sottolinea sostegno alla comunità. A parlare i dati: 347 milioni di euro in mutui a persone fisiche e imprese, che portano gli impieghi a 1,73 miliardi di euro. Anche le istituzioni, attraverso le iniziative che possono essere a supporto di cittadini e imprese, permetteranno di continuare a far sì che questa parte del territorio continui a crescere il benessere per i nostri cittadini.
Ulteriore nota positiva emersa in assemblea, l'aumento del rating per l'Italia e sospensione dei dazi di Trump per 90 giorni. Un termine che in politica può essere molto ampio per cercare non di avere una guerra commerciale, non di avere più dazi, ma di avere zero dazi. Sullo sfondo, le dinamiche internazionali potrebbero colpire anche il settore agroalimentare, che però ha ricevuto nell'ultimo biennio quasi 500 milioni di euro in finanziamenti. Pur avendo una disponibilità economica e finanziaria decisamente fuori scala, coloro i quali intendono utilizzarla a favore del tessuto economico regionale, per il 70% vengono dal mondo delle banche di credito cooperativo. Al suo posto al Museo di Santa Caterina il Comune di Treviso ha fatto tracciare la sagoma del basamento così da rimarcarne l'assenza, malgrado la richiesta di prestito datata a ottobre 2024. In mattinata la soprintendenza ha finalmente dato l'ok al prestito della Maddalena giacente di Antonio Canova alla mostra La Maddalena e la Croce Amore Sublime. Soddisfatto il sindaco di Treviso, Mario Conte, a cui la notizia è arrivata proprio mentre si trovava insieme al suo collega di Possagno, Valerio Favero. È arrivata la PEC del Ministero che autorizza il trasporto della Maddalena da Possagno a Treviso. Fatalità proprio nel momento in cui ero insieme al sindaco di Possagno. Evidentemente le energie positive hanno sbloccato questo incidente istituzionale che aveva di fatto bloccato questa opera. Però l'obiettivo adesso, appena dopo Pasqua, è di vederla esposta nella nostra mostra La Maddalena. Però approfitto per ringraziare anche il sindaco di Possagno per questa sinergia che si è creata tra la città di Treviso e la città di Possagno. Da che fine farà la sagoma che ci ha mostrato l'altro giorno? Verrà coperta dalla statua, quella vera, e quindi sono davvero molto contento, anche perché contribuiremo a restaurare un'altra opera della Gipsoteca di Possagno. Sindaco, è quindi una soluzione che accontenta tutti? No, certo, anzi, noi fin da subito volevamo partecipare a questa grande mostra sulla Maddalena promossa da Treviso, dal Museo di Treviso, perché ci sembrava veramente importante essere presenti con un'opera di Antonio Canova. Per una serie di lungaggini, diciamo, il tempo è trascorso, ma adesso ci siamo arrivati. Fatalità, appunto, eravamo assieme oggi e abbiamo appreso assieme di questa bella notizia, appunto, della possibilità che la nostra Maddalena arrivi a Treviso. Un legame tra Possagno e Treviso indissolubile. In cattedrale a Treviso il precetto pasquale interforze organizzato dal 51esimo stormo di Istrana, donne e uomini in divisa per invocare innanzitutto la pace. Eccellenza Reverendissima, le sue parole sono sempre una chiarissima guida e riescono ad illuminarci nel quotidiano operare, in patria come all'estero, in un contesto geopolitico internazionale sempre più buio e complesso. È spettata l'aeronautica militare, in particolare al 51esimo stormo di Istrana, l'organizzazione a Treviso del precetto pasquale interforze, la celebrazione al Duomo presieduta dal vescovo Monsignor Tomasi, a cui si è rivolto nel suo saluto il comandante di Istrana De Luca. Momento buio e complesso, quello in cui ci si trova a operare. Ancor più significative le invocazioni di preghiera delle donne e degli uomini in divisa. Il nostro stare dalla parte della legalità, dalla parte dei più deboli, ci insegni che il bene può vincere nonostante tutto. Preghiamo. Perché non perdiamo mai di vista il fine ultimo del nostro servizio, delle nostre azioni: promuovere la vita, difendere la vita, salvare la vita, sempre. Preghiamo. Per non essere mai contaminati dal veleno dell'odio che divide il mondo in amici da difendere e nemici da combattere. Il Vangelo di Giovanni, l'ultima cena, immagine del sacrificio a favore degli altri, gli sguardi attenti di chi opera, sono le parole del vescovo per custodire e proteggere la dignità di ciascuno, da qui il senso della comune preghiera in cattedrale. Sia un modo per dire grazie a tutti voi per l'impegno e per la dedizione, un incoraggiamento a non lasciarsi prendere dallo sconforto e dalla paura quando sembra che tutto attorno vacilli, che manchino i punti di riferimento, che non si sappia più in che direzione andiamo. La voce del tenore Francesco Grollo, accompagnato all'organo dal maestro Giovanni Feltrini, labari delle associazioni d'Arma, dal Duomo, la preghiera della patria. Donaci la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Amen.
Anche le penne nere veneti si stanno preparando alla 96esima adunata nazionale degli alpini in programma a Biella dal 9 all'11 maggio. Questa mattina la presentazione ufficiale della manifestazione. Ci rendiamo conto che non sarà facile per voi. Agli alpini abbiamo detto, siccome andrà a Biella, Biella è alpina, cercate di far vedere come si fa. Ecco, buon lavoro. Si procede ora al passaggio della stecca tra il presidente della sezione Monte Pasubio di Vicenza e il presidente della sezione ANA di Biella per suggellare lo scambio di consegne per la 96esima adunata nazionale del 2025. Era il 12 maggio 2024, la grande adunata degli alpini di Vicenza si chiudeva e con gli auguri di buon lavoro e il passaggio della stecca iniziava la 96esima adunata delle penne nere di Biella. A poche settimane dalla 3 giorni che porterà nella città piemontese 500.000 persone, tra queste naturalmente migliaia di alpini veneti, la macchina organizzativa si prepara per lo sprint finale. Il territorio, istituzioni, associazioni, tutti hanno fame di adunate e lo stanno dimostrando proprio con la partecipazione a tutti gli eventi che noi abbiamo organizzato in questo Aspettiamo l'adunata. Ormai possiamo dire con oggi che siamo già in adunata, la città è imbandierata a festa, ci sono molti volontari che devo ringraziare. La città e l'intera regione sono pronte a festeggiare le penne nere, sempre in prima linea laddove vi sia un'emergenza. Per noi è anche un'occasione questa per dire grazie agli alpini in armi che sono in questo momento impegnati su tutti gli scenari nazionali e internazionali e poi all'Associazione Nazionale Alpini che per noi è preziosissima, come ben sanno tutti i nostri sindaci. Sacrificio, dovere, famiglia, i valori degli alpini che i Veci, anche a Biella, trasmetteranno ai Boccia. Il riferimento anche ai nostri valori religiosi, il riferimento soprattutto alla nostra capacità di saper dare soprattutto nel modo giusto, saper dare senza chiedere, saper essere sempre pronti e disponibili. Il messaggio è un messaggio, come abbiamo detto, alpini, portatori di speranza, quindi anche qui a Biella. Adunata nel segno della pace. In attesa per le finali scudetto di domani, Limoco vince già un punto sul fronte del gusto. Arrivano le nuove ricette delle campionesse. Mentre si preparano per la sfida scudetto contro Milano, le campionesse dell'Imoco Volley scendono in campo anche in cucina. Una nuova collaborazione, quella con Latteria Soligo, che unisce sport, alimentazione e tradizione, incoraggiando uno stile di vita più sano. Le ricette delle campionesse, progetto editoriale presentato a Ca del Poggio nel cuore delle colline del Prosecco, Conegliano Valdobbiadene. È stato davvero divertente provare i prodotti e vedere poi il libro con tutte le ricette e sto aspettando di provarle. È stata un'esperienza veramente piacevole con un bel team e ci sono un sacco di buone ricette. Noi dobbiamo non solamente promuovere lo sport e promuovere i valori sociali dello sport, ma promuovere anche un territorio che è importante, che ci sostiene, che ci dà la possibilità di fare della pallavolo in Serie A e perché no, in questo caso ci dà anche la possibilità di trasmettere e di insegnare anche magari alle famiglie e ai ragazzi un mangiare sano giusto per gli sportivi. Abbiamo dei prodotti che riteniamo che siano buoni e loro sono delle eccellenze del territorio e io vedo che quando la gente sfoglia e vede le ragazze con quel sorriso e una ricetta dall'altra parte ti viene voglia di dire faccio questa ricetta. Il nostro è un prodotto che punta all'eccellenza, continua il presidente Brugnera. Obiettivo: promuovere una vera e propria cultura alimentare. Testimonia l'ideale le atlete orgoglio del Veneto. Noi quest'anno abbiamo giocato quasi 60 partite in 6 mesi, quindi c'è veramente uno stress importante, veramente complicato e vi dirò di più, noi quando siamo andati a giocare il mondiale in Cina che abbiamo vinto ci siamo portati dietro il formaggio della Latteria Soligo perché mangiare le cose del nostro territorio sappiamo la genuinità di quello che mangiamo e siamo sicuri di non inciampare e scivolare su una buccia di banane. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. La cronaca in primo piano, scoperta shock a Ponte nelle Alpi, le fiamme gialle hanno sequestrato un'area di oltre 2000 metri quadrati trasformata in una vera e propria discarica abusiva.
Un blitz fulmineo del nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza ha messo i sigilli a un terreno privato a Ponte nelle Alpi, a ridosso di un rio affluente del Piave circondato da abitazioni. Lì, sotto la vegetazione, tonnellate di rifiuti accatastati da chissà quanto tempo, lastre in amianto, batterie al piombo, motori contaminati da oli, ma anche pneumatici, vecchi elettrodomestici, plastica, carta catramata, persino un pulmino Volkswagen d'epoca, alcune tavole da surf e paia di sci. Un mix letale di materiali pericolosi, alcuni tossici, abbandonati a pochi metri da case e corsi d'acqua. L'area è stata posta sotto sequestro il 9 aprile scorso e il sospetto è che la discarica sia stata segnalata al 117 da residenti o passanti. I proprietari del terreno, 2 pontalpini, sono stati denunciati all'autorità per reati ambientali e per il momento rischiano una contravvenzione fino a 10.000 euro, perché potrebbe non finire qui. Sono in corso accertamenti sui veicoli ritrovati e soprattutto sui danni al suolo e alle falde acquifere. I tecnici dell'ARPAV sono stati chiamati a verificare la pericolosità dei rifiuti e il rischio di inquinamento dovuto al percolato e agli oli che si presume si siano infiltrati nel sottosuolo. E così l'indagine delle fiamme gialle potrebbe allargarsi e portare a ulteriori sviluppi. Un caso che riaccende i riflettori sull'emergenza ambientale e sul controllo del territorio. Da Infrastrutture Milano Cortina 2026 arrivano piccate precisazioni in merito alle perizie sulla cabinovia di Socrepes a seguito dell'annullamento della procedura di gara per la fuga di notizie circa i concorrenti prequalificati. Si legge in una nota: è necessaria una nuova procedura di affidamento che garantisca in ogni caso il completamento dell'opera entro lo svolgimento dell'evento olimpico. Non si mette quindi in discussione il senso del progetto, ma si conferma come si stia proseguendo nella realizzazione di un'opera ritenuta strategica per Cortina d'Ampezzo e le prossime Olimpiadi. Nei nostri servizi abbiamo spesso documentato l'avvicinarsi di ogni genere di selvatico ai centri abitati e relative predazioni in provincia di Belluno. Nel 2023 154 episodi che hanno portato ad oltre 150.000 euro di risarcimenti da parte della Regione. Buone notizie dalla Giunta regionale per gli allevatori di ovini e bovini. Grazie a una delibera dell'assessore regionale alla caccia Cristiano Corazzari è stato approvato l'aggiornamento dei valori tabellari per l'indennizzo dei danni causati da grandi carnivori selvatici agli allevamenti e più in generale alle produzioni agricole e zootecniche. In particolare sono stati rivisti al rialzo i valori di bovini da latte e da carne e degli ovi caprini. Per la prima volta inoltre è stato introdotto un indennizzo anche per i cani da guardiania. Gli allevatori delle aree di montagna, ha detto a tal riguardo l'assessore all'agricoltura Federico Caner, sono i custodi della vivibilità delle terre alte, definendoli eroi che ogni giorno sfidano il clima, la complessità territoriale e gli svantaggi che ostacolano la produzione e l'allevamento e in tanti casi lo limitano. Per cui è bene che la Regione preveda i giusti indennizi adeguandoli ai valori di mercato. La presenza e i danni causati da orsi e soprattutto lupi in questi anni è decisamente incrementata e con essa i numeri delle predazioni e le conseguenti domande di indennizzo. In Veneto nel 2023 sono pervenute 382 domande con 454.000 euro di indennizi erogati, mentre nel 2024 le domande sono state 459, da cui sono scaturiti risarcimenti per 55.600 euro. Eredità olimpica, sostegno alla manifattura bellunese e lotta alla desertificazione demografica. Si muoverà su questi 3 assi strategici il nuovo biennio di Bertone alla guida di Confindustria Belluno Dolomiti. Dopo l'approvazione all'unanimità sul nome del Presidente, il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea degli Associati hanno indicato Laura Trevisson quale vicepresidente vicario. L'anno olimpico per Bertone dovrà mobilitare le forze vive del territorio, mentre lo sguardo rivolto ai giovani punta all'ormai imminente lancio della facoltà di informatica Belluno in collaborazione con l'Università di Verona. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.